Ben ritrovati dalla redazione. Stretta tortuosa disegnata fra il verde e le rocce del Carso, quasi del tutto dimenticata alle spalle della Rocca di Morupino. Ora sta per tornare alla ribalta, diventando una strada nevralgica nel contesto della viabilità dell'altipiano, trasformandosi in un'ancora di salvezza in vista del complesso problema della circolazione su tutto il Carso, che sarà provocato dalla prossima chiusura della superstrada A4 che collega in Slovenia Rasdorto e Vertojba. Si tratta della vecchia strada che porta dalla frazione di Zolla nel territorio comunale di Morupino al paese sloveno di Verhovlje. Ora l'amministrazione di Morupino, che sta predisponendo un piano per reggere il prevedibile considerevole aumento di traffico che si registrerà a Fernetti in tutta l'area a partire dal 18 febbraio, data di avvio del cantiere sulla H4, ha deciso di intervenire sulla vecchia strada per metterla in grado di assorbire quella che si preannuncia come un'autentica rivoluzione nella circolazione sul Carso. È andata all'asta una delle belle e grandi isole della laguna di Grado, l'isola dei Orbi. Un creditore della Magic SPA Grandi Magazzini, la società proprietaria dell'isola di recente dichiarata fallita, se l'è aggiudicata per 519.000 euro oltre alle spese. Top secret la sua identità, si sa solo che della Bassa Friulana l'asta è stata gestita dall'Istituto Vendite Giudiziarie Coveg. Cambiamo argomento. Dubbi sull'autenticità di alcune opere esposte nella mostra sul genio della pop art Andy Warhol in corso a Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia. A sollevarli la Navigare SRL, società specializzata in produzioni artistiche, che dopo aver partecipato senza successo alla gara per l'esposizione goriziana ha fatto ricorso davanti al TAR, contestandone le procedure di affidamento, un ricorso che ha spinto ora il Tribunale amministrativo regionale ad assoldare un esperto d'arte per far luce sulla delicata vicenda. Sport e calcio. Con un primo tempo di grande spessore, la Triestina si prende l'Umezzane, quello che aveva gettato una settimana fa al Rocco. Attenzione, pressione, precisione nella verticalità, soprattutto 3 gol stroncano qualsiasi velleità dei padroni di casa. La rete dei Ionita è un plus che aiuta tutti i giocatori labadati. Poi arriva il momento di Vertainen, che ha dimostrato cattiveria agonistica troppo spesso mancata. Bene quindi l'Unione per gestire anche la maggior verve del Lumezzane nella ripresa, con rischi davvero scarsi nonostante la supremazia territoriale della squadra di Franzini. Vittoria dunque, nonostante una distrazione sulla rete finale di Tengoran, di un'Unione davvero convincente, ora sotto con il Trento. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo sereno su tutta la regione, nel fondovalle tarvisiano possibile presenza di nubi basse o nebbie. Al mattino in pianura possibili locali gelate, sulla costa e sulle zone orientali bora moderata, anche temporaneamente forte a Trieste, zero termico intorno ai 1900 metri circa, 1400 metri sulle Alpi Giulie, temperatura minima in pianura fra -1 e +3, le massime fra 10 e 13, sulla costa minime fra 3 e 5, le massime fra 8 e 10 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.